Eccoci, torniamo con il dottor Gianni Boscolo Moretto che oggi ha aperto un convegno di Assonautica Venezia portando i saluti della Camera di Commercio. Ricordiamo che appunto è membro della giunta della Camera e oggi abbiamo parlato di transizione ecologica, energetica, digitale. Siamo in questo bellissimo luogo che è l'Arsenale di Venezia che ospitava una volta le maestranze che costruivano le navi con queste meravigliose navi di yacht alla barca a vela di porto, per cui lusso. Che cosa possiamo dire e come si coniugano il salone con appunto il ruolo della Camera di Commercio nel sostenere la sostenibilità, l'innovazione, il turismo, il commercio e tutto il settore della Blue Economy. Sì, intanto grazie dell'opportunità. La Camera di Commercio è da sempre vicina alle imprese, quindi sostiene quello che è lo sviluppo. Oggi si parla di innovazione, si parla di tecnologie, si parla di digitalizzazione, l'abbiamo detto anche oggi al convegno che abbiamo aperto come Camera di Commercio con dei relatori di notevole spessore che hanno così snocciolato quelle che sono le argomentazioni e anche le criticità, ecco, che riguardano questa transazione dall'attuale modo di usufruire anche i motori, l'engineering, a quelle che potrebbero essere le nuove tecnologie che potrebbero essere adottate da imbarcazioni non solo da diporto ma anche di trasporto per lavori marittimi e quant'altro e le stesse crociere. Alla presenza oggi c'era anche MSC, quindi con un ruolo importante sia per quanto riguarda la crocieristica ma soprattutto anche il trasporto di merci, quindi dei temi che leader importanti come la cantieristica nazionale italiana sono obbligati a segnare il solco per quelli che possono essere poi i più piccoli, il viatico, ecco, per arrivare presto a una transizione. E tutti i temi legati comunque al turismo. Il turismo è anche questo coinvolto in questo momento di transizione. Spiagge in particolar modo, ecco, quindi il turismo legato alle spiagge, quindi anche le spiagge si stanno trasformando anche in funzione di quelle che poi sono le direttive europee che impongono determinati standard proprio per andare a rinnovare le concessioni che sono in questo momento oggetto così importante di attenzione anche da parte del nostro governo nazionale. Le stesse strutture ricettive, quindi gli open air come campeggi, gli alberghi, tutti ormai sono coinvolti in questa modalità di trasformazione di quelle che sono le nuove tecnologie, di quelle che sono le nuove fonti energetiche che abbiano un meno impatto invasivo e inquinante di quelle che fino adesso, quindi oggetto di carbone, quindi utilizzo di minerali fossili, ma una trasformazione in altre fonti di energie che siano più green, più economiche e soprattutto che riescano a dare un comfort di vita per noi cittadini sempre migliore. Lei, dottor Boscolo, è un uomo di mare e anche un uomo di turismo. Nella pratica, dove si vedono questi primi cambiamenti, sia a livello della ristorazione, l'alberghiero, dei balneari, che nelle navi? Beh, ma sicuramente l'utilizzo dell'energia attraverso le comunità energetiche, quindi pannelli solari, il recupero dell'acqua piovana e quindi sono tutte piccole attenzioni green che aiutano sia l'impresa di avere una nuova sostenibilità, ma soprattutto anche una percezione da parte della clientela che accoglie e quindi è contenta, ecco, di vedere che i servizi offerti comunque volgono a questo nuovo modo di concepire l'azienda, di concepire l'impresa. Ecco, questi sono tutti temi, ritorniamo un attimo al nostro sistema camerale, che il sistema camerale appoggia pienamente dalla riforma in poi e quindi in che cosa è particolarmente attiva la Camera di Commercio? Beh, la Camera di Commercio è l'ente per antonomasia vicino alle imprese, le sostiene per quanto riguarda la transizione digitale, si parlava prima del PID,
e così come altri istituti che attraverso anche nostre partecipate, la T2I in primis, ecco, o Venice Promex, un'altra partecipata, che comunque aiutano e sono vicine alle nostre imprese proprio per accompagnarle a quello che è il processo di trasformazione, che è un processo che richiede tempo, ma soprattutto richiede competenze, e credo che la Camera di Commercio metta a disposizione tutte queste competenze che aiutano poi le imprese, piccole e medie imprese, a questo processo di trasformazione. Lei è comunque un profondo conoscitore del territorio veneziano, ma anche del Rodigino per quanto riguarda tutta la Blue Economy, diciamo il mare, i fiumi, la pesca. Quali potrebbero essere o come sono lo stato del turismo, della Blue Economy in queste due province e quali sinergie ci sono? Perché lei viene da un territorio che si trova a metà strada, giusto, tra Venezia e Rovigo. Io risiedo a Chioggia, quindi sono un po' il collante, ecco, per quello che è la struttura interprovinciale della Camera di Commercio, quindi che raggruppa il territorio di Venezia e anche quello di Rovigo. Per quanto riguarda la nautica siamo all'interno del salone, quindi ci sono delle eccellenze nel Rodigino importanti sia sul lato commerciale ma anche sul lato diportistico, quindi importanti aziende che sono attente alla transizione ecologica, che sono attente al sistema green, e quindi direi che i due territori si muovono in sincronia per raggiungere comunque l'obiettivo comune, che è quello di dare supporto al sistema impresa. La pesca, lo citava lei, è anche un altro settore che comunque non riguarda semplicemente il turismo, ma un bene, quindi un settore primario, e abbiamo sentito anche prima nel convegno i fasolari, quindi è una cooperativa di Chioggia che comunque è sempre molto attenta e sta preparando tutta una serie di raccolta, di pesca, che è attenzionata proprio a dare verso questo tipo di sistema e di cambiamento. Quali saranno secondo lei i cambiamenti che ci aspettano nei prossimi anni nella Blue Economy e quindi nella pesca, nel turismo e anche nella nautica? Beh, sicuramente il propulsore, quindi tutti i motori, tutto quel sistema là andrà modificato, come dicevamo prima. Poi il settore del turismo per quanto riguarda l'energia, ecco, questi sono le prime leve, ecco, che andranno mosse, ma sicuramente poi ci sarà tutto un accompagnamento che riguarda l'accoglienza, ma anche l'inclusività, ecco, perché io inserisco anche questo tema e credo che la Camera di Commercio, che mette sempre a disposizione anche fondi, bandi, proprio per aiutare le imprese che si avvicinano a questo tipo di iniziative. Grazie mille, dottor Boscolo. Ci rivediamo alla prossima, magari commenteremo assieme anche i dati statistici. No? Ben volentieri, grazie a voi, grazie a Sonautica.